Martedì 17 giugno, San Ranieri di Pisa Eremita. È il 168° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 197 al termine. Il sole sorge alle 5:20 e tramonta alle 21:04. La luna si leva a mezzanotte e 44 e tramonta alle 11:40. Nel cielo di Vicenza volteggia la prima aeronave d'Italia. Uscita dall'aeroscalo di Schio, scherzosamente chiamato l'Arca di Noè, l'aeronave a forma di pesce è lunga 50 metri con un diametro di 9 metri e 20 centimetri. È dovuta all'ingegno del vicentino Pasquale Cordenons, che attuò, come si scrisse, idee e principi nuovi superiori a tutti i sistemi conosciuti. Molti anni dopo si dirà: Vicenza sarà sempre grande quando segnalerà alla storia che i giganteschi Graf Zeppelin non sono che i figli della minuscola e ancor più gigantesca aeronave Cordenons. Le previsioni per domani. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Avremo quindi il cielo sereno o poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni. Temperature in calo di notte e in aumento di giorno, con differenze leggere e moderate rispetto a martedì.